Per Rapallo, tra gli yacht e i detriti trascinati dalla violenza del mare sulle spiagge lungo la strada, sono evidenti segni di qualcosa di umanamente inspiegabile. Una grazia silenziosa iscritta tra le tante ricevute dalla città e dal comprensorio e attribuita all'intercessione della Madonna di Montallegro. La gente stessa di Rapallo ha intuito che nel gran disastro che c'è stato un intervento divino, perché non si sono registrate nessuna vittima e nessun ferito, nessuno. E questo, come dire, per la gente di Rapallo è stato un segno di una protezione della Madonna. Mi hanno detto: ci ha portato via le cose ma non ci ha portato via le persone. E poi ancora mi hanno detto: ci convochi su a Montallegro. Al santuario sono saliti in molti, rappallesi e non solo. Al termine di una settimana concitata, a tratti anche drammatica nel suo svolgimento, un momento in cui raccogliersi e ringraziare per quanto non è accaduto, ma anche per la straordinaria solidarietà e collaborazione ricevuta. È stata una risposta veramente corale di tutta la città e questo è stato un segnale molto, molto bello, molto forte, di determinazione, di volontà di reagire, di ricominciare. Ad oggi la città si sta riprendendo, c'è stata una partecipazione cittadina straordinaria da parte delle persone, una voglia di ripartire altrettanto straordinaria, tutta la burocrazia interna del comune e della regione ha funzionato in maniera eccellente. Noi adesso abbiamo il dovere di riportare Rapallo alla normalità. Il rettore nell'omelia ha preso a spunto il Vangelo domenicale, indicando in 2 parole le coordinate da cui ripartire: ascolta e amerai. In questo momento la città di Rapallo chiede di essere ascoltata anche nei loro drammi, anche nei loro dolori. Questo credo che sia un atteggiamento assolutamente importante da potergli restituire. E poi amerai. E ho voluto cogliere il verbo al futuro, come dire, non è vero che non l'abbiamo fatto, ma da domani lo dobbiamo assolutamente fare. Tirarci sulle maniche le istituzioni, la Santa Madre Chiesa, la Caritas, i volontari, i cittadini, i vicini di casa e quant'altro ed esserci per gli altri. Ave Maria.